Il rapporto tra il Napoli e l'Empoli resta a saldo nel calciomercato e presto potrebbe concretizzarsi un altro trasferimento. Restate fino alla fine per scoprire tutti i dettagli di questa partnership che ha già fruttato grandi nomi agli azzurri. Ma prima, lo sapete, vero? Lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per non perdere nessuna notizia. Ora, senza ulteriori indugi, andiamo al sodo. Il Napoli è molto vicino all'ingaggio di Luca Marianucci, giovane difensore dell'Empoli classe 2004. Se l'affare andrà in porto, Marianucci sarà l'11° giocatore a trasferirsi tra i due club durante il mandato di Aurelio De Laurentiis, consolidando un sodalizio che ha già sfornato grandi talenti per il calcio italiano. Storicamente, Napoli ed Empoli hanno avuto un rapporto molto stretto sul mercato, che si è intensificato durante l'era di Maurizio Sarri, quando sono arrivati nel club partenopeo giocatori come Mario Rui, Lorenzo Tonelli, El Seidusa e Mirko Valdifiori. Ma senza dubbio il fiore all'occhiello di questo sodalizio è stato Giovanni Di Lorenzo, che è diventato non solo titolare, ma anche capitano della squadra e protagonista della conquista dello scudetto. D'altra parte, anche alcuni giocatori hanno fatto il percorso inverso, lasciando il Napoli per l'Empoli, come Elia Caprile, Sebastiano Luperto, Luigi Sepe e Omar El Kaddouri. Con l'arrivo di Antonio Conte, Marianucci avrà la possibilità di crescere e di affermarsi come uno dei grandi nomi della difesa del Napoli. Ora la domanda è pronto a lottare per un posto in prima squadra o avrà bisogno di tempo per adattarsi? Vogliamo sapere cosa ne pensate voi, tifosi. Marianucci è un buon investimento per il futuro del Napoli? La collaborazione con l'Empoli continua a dare i suoi frutti o è il caso di cercare rinforzi altrove? Commentate qui sotto e partecipate alla discussione.